Con la ripresa delle attività scolastiche in presenza è partito anche il piano di potenziamento straordinario del trasporto pubblico della MOM in tutta la Marca, piano che anche a Castelfranco Veneto è perfettamente riuscito. Con la ripartenza delle scuole al 50%, la capienza del 50% degli autobus si è rivelata sufficiente, gli steward e il potenziamento con i privati sta dando quel risultato che era atteso, e cioè di poter portare gli studenti a scuola in sicurezza. Da questo piazzale di via Podgora, oltre agli autobus della mobilità di Marca, partono i pullman Gran Turismo delle agenzie private chiamati di rinforzo, in grado di coprire una quindicina di linee per le destinazioni principali. Questi servizi, completamente aggiuntivi e articolati nelle fasce di maggior afflusso, permettono di ridurre l'affollamento sulle linee, di limitare gli assembramenti e di portare gli studenti a scuola in maggiore sicurezza. Ad attendere gli studenti castellani nei principali nodi di scambio, steward e personale della MOM per fornire loro tutte le informazioni utili e per far rispettare la capienza in ogni mezzo fissata al 50% nel rispetto delle norme anticontagio. Se non ci sarà un incremento dell'epidemia, dal 22 febbraio al 5 marzo gli istituti scolastici potranno raggiungere il 75% della didattica in presenza. Io credo che questi siano i presupposti per testare poi cosa succederà al 75%, ma sembra abbastanza chiaro e che il sistema tenga, che dovremmo arrivare anche al 75% in sicurezza.